321 Chiuse Patrizio News. del turismo. Vi diamo tante notizie sul turismo, sui viaggi. E tu mi dovresti chiedere adesso, chiedimelo, Chiediti, quale sarà la capitale della cultura italiana del 2028? non lo so, quale sarà? Fiesole potrebbe essere. Ah, Fiesole. Fiesole si è candidata. Si è candidata. E cosa sarebbe Fiesole per essere scelta come capitale della cultura? Cosa può fare? Fiesole ha un sacco di caratteristiche sì. particolari, Certo. no? Cioè per i paesaggi plurali, un museo diffuso che comprende un sacco di luoghi archeologici, natura, memoria, e poi ha radici etrusche e romane e gioielli naturali come la cascata di Ontignano. Sì. Poi ci sono le visite ai giardini delle ville fiesolane, lo sapevi che c'erano le No, ville non fiesolane? sapevo. Se Fiesole diventa capitale della cultura, e se non lo diventa merita un viaggio. Merita comunque un viaggio. Esatto. Comunque in bocca al lupo a Fiesole. A Fiesole, A dai. proposito di marketing territoriale, le inventano tutte. Sì? Adesso si può giocare a Firenzopoli, Cos'è? che è una versione bilingue italiano-inglese ovviamente, che trasforma il classico Monopoli in un vero e proprio viaggio a Firenze. Monopoli, Firenzopoli. Ma le hanno pensate C'è tutte. il tabellone con le carte. Ma le pensano tutte. Però tutti i luoghi sono ridisegnati per raccontare la città, Ah. e cioè al posto delle proprietà, l'albergo, ci sono i monumenti, le aziende e le ville storiche. medicee le Ma avrete ci saranno viste, sicuramente ma anche loro, e bisogna metterle, e per saperne di più quando poi voi possedete la villa medicea, perché sarà così, potete andare a vedere su Italia Slow Tour, no? Sapete? Potete andare a vedere proprio tutto quello che riguarda le ville medicee che io ho raccontato, e va sicuro che è molto molto interessante, sono percorsi meravigliosi. Mi sa che hanno fatto anche Bolognopoli, però non lo so, dal mio Dai. tabaccaio ho visto una roba comunque. Vabbè, andiamo avanti, vai, c'è una notizia Allora, stupenda. Museo della Giostra. A proposito di PNRR, che ne faccia una buona, che qualcosa di buono magari ha fatto in questo caso, almeno per aiutare i piccoli borghi. Sì. Una bella notizia: con i soldi del PNRR si ha riaperto il Museo Storico della Giostra dello Spettacolo Popolare di Bergantino, Provincia di Rovigo. Lo so, lo conosco, io l'ho visitato, ho anche fatto un filmato su questo, stupendo. C'è tutte le storie Sì, perché lì facevano le giostre, sì, ma era un posto così, perché fantastico. giostre e giostrai è un po' una cosa, sono delle, diciamo, comunità un po' marginali. Nomadi della giostra. Qui c'è un museo sul teatro di strada, sui artisti ambulanti, sulle macchine Che da spettacolo. bello. I miei bisnonni erano due artisti ambulanti. Si vede. Lui e lei andavano in giro. Abbiamo con cos'era il nonno Comini? No, il nonno Comini anche no, lui, sì. esatto, anche lui. Però gli altri, era un vabbè. cantante lirico. Questo invece il nonno Barillari, che andavano in giro, lui suonava e lei cantava. Ecco, un po' gli artisti di strada, le persone avevano proprio, diciamo, non era una roulotte, una patente, un carretto con il coso che suonavi, che bello, vedi, da lì le tue origini. Va bene, da Bergantino. Bello? Sì, la leggenda dice che deriva dalla ciurma di un brigantino, cioè carico di briganti, che andava in giro per il Po. A un certo punto si è fermato lì, sono venuti giù loro e hanno creato questa cosa. Guarda stupendo. che è bellissimo, Lo so. è bellissimo, cioè la marginalità che diventa arte, Certo. popolare. Sì. Bello, noi siamo così. E io modestamente lo nacqui e anch'io, quasi lo nacqui anch'io, perché anch'io ho quello spirito lì. Sì. Allora, a proposito di viaggi, io ultimamente sono andata in Valmivola, sto leggendo, ma insomma è una cosa che ho fatto. E sono andata a vedere i presepi viventi di Barbara, quindi è una cosa, Barbara non è una persona, è un posto, e quindi è una cosa che potete fare anche voi, nel senso che è un presepe vivente con
tutte le persone del paese e con gli animali, con tutto. È vero, è bellissimo. Poi Barbara è un bellissimo paese, ma non c'è solo questo, c'è tutta la Valmivola che vale il viaggio, veramente. È una Toscana alternativa, ma bellissima. Veramente siamo nelle Marche, però va bene lo stesso. È una Toscana alternativa, cioè cosa ho detto? alternativa alla Toscana, ma siamo nelle Marche. Sì. No, hai capito, vabbè. Comunque, i presepi viventi sono il 25, 26 e 28 dicembre, sì, e poi 1 e 6 gennaio. Esatto, e adesso vi facciamo vedere. Adesso lo vediamo. La Valmivola. Sono a Barbara, un ridente comune della Valmivola. Ora si è un po' spopolato, ma per fortuna c'è ancora speranza. Benvenuta Camilla, perché? Perché appunto è un problema di nascite, no? Quante nascite abbiamo, quanti bambini abbiamo. Benvenuta Camilla, anche perché magari potrebbe fare il bambino Gesù in questo presepe vivente che avviene qui appunto a Natale. Infatti a Natale a Barbara si svolge un evento bellissimo, il presepe vivente, fatto dagli abitanti in costume e con animali veri, una vera rappresentazione in 3D. E qui a Barbara c'è anche la piazza più piccola del mondo. Andiamo a vedere. Vabbè, è un camedio praticamente. Però qui ci stavano un sacco di famiglie. Vorremmo rivedere Barbara piena di gente come in questa foto. Bello da qua. Questo è il punto più alto del paese. E qua è la campagna che fa invidia alla campagna toscana. È vero. Saluto con Riccardo Pasqualini dall'alto della torre del comune di Barbara lo stupendo paesaggio della Valmivola. Bella, complimenti. Il nostro paese non lo cambiamo con nessun altro paese. Siamo fieri di questo piccolo paesino dell'entroterra. Certo, la Valmivola è un territorio contraddistinto dal mare e da dolci colline, da divertimento e serenità, e cibi eccellenti, che vale il viaggio tra storia e natura. Laggiù c'è Ostravetere, con le sue guglie che spiccano sul paesaggio, e poi laggiù sono gli Appennini, con le grotte di Frassassi e tutto l'Appennino che va verso Ancona. Il mio è stato un viaggio di scoperta dei suoi 9 comuni, un susseguirsi di sorprese, emozioni, curiosità, nel visitare un territorio ricco di storia, tradizioni e un paesaggio dolcissimo. Allora, questo filmato, come assieme ad altri che potete vedere sempre appunto, dove? Su Per Caso TV. Per Caso TV. Per Caso TV, dove? Su YouTube. Questo è il link. Non solo. Non solo, anche su Amazon Prime, sì, su Rakuten TV, insomma, ci trovate veramente da tante parti. Sulle smart TV. Ma non solo, ci sono tutti i filmati appunto dell'Italia, ma poi ci sono i nostri viaggi come Visti per Caso. C'è il giro del mondo. Africa, come tutto, insomma, quindi sì, la Mongolia, qualsiasi. Tanti posti e tante cose anche inedite. Vabbè, comunque se dovete organizzare viaggi vi ricordiamo che sul nostro sito Italia Slow Tour trovate un sacco di sconti e di convenzioni per varie cose, e che comunque per chi accede dai portali a Italia Slow Tour o Turisti per Caso e vuole acquistare l'assicurazione di viaggio Columbus ha uno sconto del 10%, che va bene, esatto. E poi viaggiate magari anche in Romania con World, perché abbiamo fatto insomma li ho aiutati a costruire questo percorso seguendo questo bellissimo libro che potete trovare in libreria e regalare ai vostri nipoti. Va bene? Ciao allora! No, ciao, niente, perché c'è un'ultima ora molto molto importante. Ah sì? Effettivamente c'è una notizia, mi stavo dimenticando. A proposito di Per Caso TV, voi ci dovete guardare, ci dovete cercare, ci potete trovare, e rivedendo i nostri viaggi magari viene voglia anche a voi di fare degli altri viaggi. E a questo proposito c'è un incentivo, un premio letterario
nel senso, scriveteci i vostri resoconti di viaggio, scriveteci a italiaslotour.it, c'è tutto il regolamento, tutte quelle cose lì, ma in pratica noi riusciamo a girarvi alcuni bonus dei nostri sponsor, quindi ci sono in palio dei voucher alberghieri di Best Western Hotel and Resort e anche delle assicurazioni di viaggio Columbus, e poi c'è la rivista Gate, possiamo pubblicarvi su questa rivista che è distribuita gratuitamente in migliaia di copie. Insomma, in pratica voi ci guardate su Per Caso TV e noi vi diamo visibilità, è uno scambio alla pari che crea delle relazioni con la nostra comunità. Un ultimo minuto, il presepio vivente di Barbara in Valmivola, sono cambiate un attimo le date, non c'è più il 25 Natale, ma hanno aggiunto per questo presepio vivente il 4 gennaio. Comunque andate sul sito valmivola.com, ci sono anche le ultime ore nel nostro sito.